Un cordiale saluto a voi tutti amici e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il meteo. Per capire cosa accadrà in questa settimana direi di partire subito da un'immagine, di una mappa a circa 5500 metri che riguarda metà di circa questa settimana. Possiamo notare come le correnti siano disposte prevalentemente da occidente, i colori con l'azzurro più intenso sono molto più a nord. Normalmente nelle ultime settimane avevamo degli affondi appunto sul nostro territorio, che fa significare che qualcosa sta cambiando. Tuttavia dobbiamo tenere ancora come riferimento il fatto che ci potrà essere ancora qualche passaggio perturbato, seppure meno intenso delle scorse settimane. Partiamo da lunedì, quando arriverà una perturbazione che sarà incisiva nel corso del pomeriggio e tardo pomeriggio, con le prime precipitazioni da occidente che poi interesseranno l'intera regione, specialmente durante la notte, con neve attorno anche agli 800 metri. Il tutto poi passerà, ci saranno delle scherite nel corso di martedì, possibili residue precipitazioni nella serata di martedì, ma ci avvieremo verso un mercoledì di tempo buono, con sole, con temperature veramente miti, anche attorno ai 18 gradi sulle aree pianeggianti. Giovedì tempo ancora tranquillo, con qualche nube in più, mentre alla volta di venerdì potrebbe arrivare una nuova perturbazione, ma si tratta di passaggi perturbati appunto abbastanza rapidi, perché poi le indicazioni sembrano finalmente positive appunto per il ritorno dell'alta pressione. Con ora concluso, ci sentiamo nel prossimo appuntamento.